Ne verremo fuori? Io penso proprio di sì. Il TAR in questa prima battuta ha riconosciuto le ragioni della signora Bigolin, disponendo la sospensione del provvedimento demolitorio che le aveva erogato il Comune di Treviso. Il TAR del Veneto ha dato una prima importante vittoria a Silvia Bigolin, architetto trevigiana costretta in carrozzina da una grave malattia. Il Tribunale amministrativo ha infatti accolto la richiesta di sospensione presentata dalla donna, bloccando temporaneamente l'ordine di demolizione della tettoia installata nel giardino della sua abitazione. Una decisione assunta, chiarisce il collegio, in ragione della complessità della materia e della necessità di tutelare le ragioni cautelari della ricorrente. La discussione del merito è stata rinviata a maggio. La vicenda affonda le sue radici nel condominio di via Capuzzo, dove Silvia ha apportato alcune modifiche al piano terra del suo appartamento per garantirsi autonomia e accessibilità. Tra queste una tettoia smontabile realizzata da professionisti, pensata per agevolare gli spostamenti quotidiani, un manufatto che tuttavia è finito al centro di una segnalazione alla polizia municipale. Da quel momento il comune ha contestato l'opera come abuso edilizio, ordinandone la demolizione immediata. Eppure Bigolin si era detta fin dall'inizio disponibile a regolarizzare ogni dettaglio, tettoia compresa, richiamando anche la normativa che tutela gli interventi volti a eliminare le barriere architettoniche. Normativa che, secondo l'amministrazione, non sarebbe applicabile perché il condominio è stato costruito dopo il 2007, anno di entrata in vigore della legge. Noi abbiamo anche sollevato questione di legittimità costituzionale perché la norma sui disabili consentirebbe ampliamenti sino a una determinata data, il che crea una disparità di trattamento che a chi si è mosso prima e a chi si è mosso dopo, cosa che non è consentita dalla nostra Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione. E in vista dell'udienza di maggio per Silvia Bigolina, la sospensiva non è solo un atto tecnico, ma un riconoscimento del suo diritto a vivere la disabilità senza ulteriori ostacoli. Al di là del fatto che spero che Natale, la vicinanza di Natale aiuti a portare a una interpretazione più favorevole per un disabile, e mi auguro che il Comune non si comporti da forte con i deboli e debole con i forti,